Bentornati al nuovissimo aggiornamento con le previsioni meteo. Un ciclone instabile di matrice nord-atlantica giungerà sulla nostra penisola e è già in azione, portando dei rovesci temporali che hanno già agito oggi, nella giornata di giovedì, sulla Sardegna, e nel corso dei prossimi giorni andrà a portare nuove precipitazioni anche abbondanti su alcune zone della nostra penisola. Vediamo dove. Allora, dalla grafica notiamo subito questo posizionamento del ciclone che va a favorire non solo le aree dell'Europa centro-occidentale, ma anche dell'Italia. Avremo dei rovesci, dei fronti che riusciranno a portare delle precipitazioni già dalla nottata di venerdì, e infatti nella giornata di venerdì assisteremo al flusso di queste correnti molto umide e instabili, con l'arrivo di prime precipitazioni dalla nottata sul versante tirrenico e sulla Sardegna. Queste precipitazioni saranno più abbondanti soprattutto sulla Toscana, e qui è stata anche emessa una allerta arancione per il rischio di forti piogge temporali, un sistema anche temporalesco che riuscirà ad estendersi poi gradualmente verso le regioni del nord, portando anche delle precipitazioni moderate, in modo particolare sulla Liguria e sulla Lombardia. Meno invece interessato il nord-est, delle precipitazioni che saranno più deboli, con scarsi accumuli, e più interessate invece tra la serata e la nottata di sabato le regioni del nord-ovest, dove qui andrà a concentrarsi maggiormente la fase instabile. E appunto nella giornata di sabato avremo l'avvicinamento sempre più di questo nucleo instabile. Nella giornata di sabato assisteremo quindi a forti precipitazioni, all'innesco delle correnti di scirocco e alla nascita di un piccolo nucleo sulle Baleari che porterà delle forti precipitazioni, come abbiamo detto, sul nord-ovest e sul versante tirrenico, specie sulla Toscana e sulla Liguria. Queste le regioni maggiormente favorite. L'innesco, la convergenza dei venti da sud-est, quindi di scirocco, che si attiveranno, non andranno a favorire invece il versante adriatico, come gran parte dell'Italia. Infatti possiamo dire che gran parte dell'Italia nella giornata di sabato rimarrà a secco proprio per l'arrivo delle correnti di scirocco che in scontro con il fronte instabile in azione sulle Baleari non permetterà di viaggiare sempre più verso le regioni adriatiche. Si fermerà al massimo su quelle tirreniche e sulle prealpi e le pianure del nord-ovest, e di conseguenza ci si aspettano pochi accumuli nella giornata di sabato, se non maggiormente concentrati, come abbiamo visto, sul nord-ovest. La grafica raffigura soprattutto accumuli interessanti anche oltre i 100 mm nella giornata di sabato, soprattutto sulla Liguria, l'area più interessata, come anche l'Alto Piemonte, anche qui in rischio di criticità idrogeologiche vi sarà. Poi a giornata di domenica il ciclone continuerà a stazionare tra la Spagna e le Baleari, tenderà a muoversi leggermente verso ovest, dando quindi la possibilità a una estensione di un fronte temporalesco in sviluppo dalla nottata di domenica sulla Sardegna, e di conseguenza dalla Sardegna partirà un fronte temporalesco che coinvolgerà in modo particolare sempre i settori del nord-ovest, soprattutto l'estremo nord-ovest, quindi il Piemonte centro-occidentale, ancora una volta sempre la Liguria e ancora una volta anche la Toscana, soprattutto lungo le coste della Toscana e anche sulla Sardegna. In questo caso viene più esposta al rischio la Sardegna meridionale da precipitazioni temporalesche anche a carattere di nubifragio, con accumuli anche oltre i 25 mm. Insomma, questa è l'evoluzione, con una attenuazione graduale dei fenomeni a partire dalla nottata di lunedì, perché dalla giornata di lunedì avremo un allontanamento definitivo del ciclone che ha portato questa instabilità. Si ritirerà verso il Portogallo e il Marocco, quindi non avremo più dei fenomeni, si attenueranno i fenomeni, e nella giornata di lunedì potremo già vivere una stabilità totale su gran parte dell'Italia. Quindi abbiamo visto tra l'altro che il sud non risentirà di precipitazioni, avremo praticamente un clima mite, oltre i 24 gradi
nei prossimi giorni, anche punte di 26 gradi nel palermitano, e con uno spazio poi all'anticiclone in definitivo recupero. Come abbiamo visto, la parte finale del mese riserverà, da partire dal 28 in poi, una fase stabile totale, con il ritorno però delle nebbie, delle foschie e la possibile inversione termica. Cosa vuol dire? Che avremo temperature minime meno miti, quindi saremo già su valori più freddi e tipici del periodo, verso i 6-8 gradi all'alba sulla Val Padana, e le massime comunque sopra i 16 gradi. Insomma, temperature tipicamente autunnali e tipiche anche di fine ottobre. Questa l'evoluzione che per il momento lascia lontano irruzioni fredde polari. Vi faremo sapere nel corso dei prossimi aggiornamenti.